Oggi siamo qua perché abbiamo portato tutte le carte in procura della Corte dei Conti per fare luce una volta per tutte su come sono stati buttati via i nostri soldi e perché. È durato oltre 2 ore il colloquio tra il capogruppo a 5 Stelle in Consiglio regionale, Jacopo Berti, e i magistrati della Corte dei Conti, ai quali il Grillino ha consegnato il dossier sui 330 milioni di euro di derivati acquistati nel 2006 dalla Giunta Veneta. Secondo le 22 pagine dello studio, realizzato da un anonimo docente di Ca' Foscari, le perdite ammontano finora a 57 milioni di euro, che saliranno a 150 alla scadenza dei titoli nel 2036. Verrà aperta un'istruttoria, ovvero verrà aperta da parte dei giudici un'indagine per capire cosa è successo e perché. Hanno detto che è interessantissimo tutte le carte, tutto il lavoro che è stato fatto. La nostra volontà di collaborare con la magistratura contabile ha suscitato stupore in chi ci ha accolto, racconta Berti. Evidentemente di politici che varcano spontaneamente le porte di questo palazzo finora non se ne sono visti molti. Erano estremamente felici di vedere finalmente una politica nuova, diversa, di vedere come il Movimento 5 Stelle stia cambiando questo, perché prima da adesso dei politici che venissero spontaneamente a venire a portare numeri e carte dentro questi palazzi non li avevano mai visti.